Benvenute a tutte e a tutti, un saluto da parte di tutto il Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Udine, un saluto alla nostra Presidente Valeria Filì e al Professor Nicola Gasbarro che oggi è il nostro ospite. L'intervento del Professor Gasbarro, che dal titolo Differenze naturali e uguaglianze culturali per un'antropologia della compatibilità, si inserisce nel solco dell'intervento che abbiamo avuto nello scorso incontro con la professoressa Quattrocchi, che appunto riguardava le radici antropologiche della discriminazione. Brevemente vorrei presentare il professor Gasbarro, che è noto a tutti noi, ma giusto per ricordare quali sono i suoi campi principali di ricerca, cioè storia delle religioni e antropologia, religione dei popoli primitivi, dell'alterità come costruzioni interculturali, etnostoria delle missioni come monoteismo in azione e generalizzazione antropologica del concetto di religione, e infine comparativismo storico-religioso e antropologia delle società complesse, alla ricerca di un sistema di compatibilità culturale capace di risolvere totalmente in ragioni umane ogni immaginario trascendente. Il professor Gasbarro insegna presso il nostro Ateneo alcune materie nell'ambito dell'antropologia, tra cui antropologia del cibo, antropologia culturale, antropologia religiosa e religioni dei popoli primitivi. Io credo che l'intervento del professor Gasbarro, a cui tenevo tantissimo, sia molto interessante per il nostro corso, perché anche sulla base di quello che ci ha detto la professoressa Quattrocchi la scorsa volta, credo che sia evidente come gli aspetti culturali e la naturalizzazione di certi aspetti culturali incida fortemente sulla costruzione degli stereotipi e dello stigma. Per cui io do subito la parola al professor Gasbarro e ringraziandolo di nuovo per la disponibilità che ci ha dato a partecipare al nostro corso. Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio Valeria e tutte le colleghe che mi hanno preceduto. Credo che la mia collocazione dopo Patrizia Quattrocchi sia quanto mai opportuna perché, come dire, mi aggancio immediatamente a quanto diceva lei, però permettetemi di cominciare con una citazione della grande antropologa Margaret Mead, di cui ha parlato a lungo Patrizia la volta scorsa. Margaret Mead diceva che chi è scontento di se stesso finisce con studiare psicologia, chi è scontento della propria società finisce con lo studiare sociologia e chi è scontento di se stesso e della società finisce con lo studiare antropologia. Io devo dire che sono scontento anche un po' dell'antropologia, quindi immaginate un po' qual è la condizione, come dire, intellettuale di chi vi sta parlando. Cominciavo con Margaret Mead proprio perché il mio titolo, Differenze naturali, uguaglianze culturali per un'antropologia della compatibilità, nasce proprio dai suoi studi e non a caso lei si è occupata delle disuguaglianze, ne ha parlato Patrizia l'altra volta, che attraversano la natura umana, soprattutto partendo da un vecchio presupposto dell'antropologia che io cercherò di rovesciare, che era quello che la natura, insomma gli uomini hanno naturalmente gli stessi problemi e le culture si distinguono tra di loro per il modo o per le forme con cui reagiscono o risolvono questi problemi. La prospettiva dell'antropologia delle società complesse rovescia un po' questo paradigma, nel senso che noi non siamo uguali per natura e diversi per culture, ma siamo maledettamente diversi per natura e le culture si adeguano a questa differenziazione della natura che la natura stabilisce in modo diverso. Cioè, il problema è che noi viviamo in un campo di determinismi naturali che le culture problematizzano a loro modo, per cui risolvono questi determinismi in maniera diversa perché li hanno problematizzati in maniera diversa.
È inutile dire che la natura non è una madre, ma è una grande matrigna, nel senso che ci segna, e gli sviluppi della genetica ce lo dicono, ci segnano in maniera drammatica, soprattutto nelle differenze. Nasciamo uomini e donne, deboli e forti, eccetera, eccetera. Non mi dilungo su questo. Cioè la natura non è buona da pensare, ma se noi la assumiamo come fondamento, siamo un po' Margaret Mead vive in questo dilemma, viviamo in un dramma irrisolvibile. Patrizia parlava l'altra volta giustamente dicendo: quando noi attribuiamo qualcosa alla natura difficilmente diventa mutabile, ed è l'atteggiamento che i maschietti d'Occidente usano spesso dicendo: beh, insomma, è la natura che ha stabilito le gerarchie e quindi non è mutabile. Vi invito quindi ad essere cattivi con la natura e a sospettare di essa, e soprattutto a sospettare di quando qualcuno vi dice che è naturale che sia così. Di solito si nasconde sempre un artificio del potere e un arbitrio culturale che diventa discriminazione. Qual è la più grande discriminazione? Beh, lo diceva bene Patrizia partendo dagli studi di Margaret Mead, è il rapporto sesso-genere. Ora, il sesso è stabilito naturalmente, il genere è una variabile culturale. Il grande problema dell'antropologia è che anche il genere come variabile culturale è sempre stato vissuto in quasi tutte le società come grande discriminazione trasversale, che, come dire, segna ogni tipo di società. Se andiamo a guardare con più profondità e con uno sguardo antropologico da lontano la differenza sessuale stabilita dalla natura stabilisce due cose. La prima è la differenza tra maschi e femmine, la seconda è la differenza nel ruolo generativo che la sessualità ha. Tenete conto che tutte le culture conoscono benissimo la differenza tra maschi e femmine, non tutte le culture conoscono il ruolo dei maschi nel processo generativo. Quindi questa già è una discriminante molto forte. Come le società affrontano questo problema? Ma devono risolvere sostanzialmente i due problemi: rendere compatibili i sessi tra loro, quindi regolare la differenza sessuale; due, regolare la filiazione, che è un altro grande problema di tutte le società. Come lo fanno? Beh, con quelle che ne accennava Patrizia la volta scorsa, con le cosiddette strutture della parentela, cioè in tutte le società c'è il matrimonio e in tutte le società ci sono i parenti, gli affini, i consanguinei, insomma, il matrimonio è il sistema del legame sociale che stabilisce fondamentalmente tutte le altre relazioni. Due, devono stabilire la filiazione, a chi appartengono i figli, chi è figlio di. Già i primi missionari che ritenevano i selvaggi appunto idolatri, demoniaci, eccetera, si ponevano il problema e dicevano: sono senza fede, senza potere politico e senza diritto, però almeno delle regole le devono avere, devono poter distinguere per esempio la moglie dalle altre donne e devono poter distinguere i figli dagli altri bambini. Almeno queste regole elementari una società le deve avere. Senza queste regole elementari una società non sopravvive. Vi faccio presente che per i sistemi antropologici il matrimonio regola la sincronia dei rapporti sociali, le regole di filiazione regolano le discendenze e quindi il sistema per cui una società sopravvive a se stesso. Quindi sono due funzioni essenziali per ogni tipo di società. Non solo se ne erano accorti i primi missionari, ma se ne erano accorti anche i primi antropologi sociali che venivano dagli studi di diritto. Qui sottolineo perché poi ci torno alla fine. Perché? Beh, perché anche gli avvocati evoluzionisti dicevano: vabbè, saranno selvaggi, però insomma qualche regola, non ci avranno il diritto scritto, non ci avranno codici normativi molto forti, però almeno devono distinguere le cose fondamentali.
Come è stato risolto questo problema? Beh, è stato risolto dagli studi sulla parentela, il cui come dire, esponente maggiore, ne accennava Patrizia la volta scorsa, è Claude Lévi-Strauss, che ha studiato tutte le varie forme di matrimonio e ha notato che questa istituzione è universale come matrimonio, ma non è universale nelle forme in cui questo matrimonio, nelle regole che regolano questo matrimonio. Si va dall'obbligo, tu devi sposare la donna X che ha con te questo sistema di parentele, a quello più generalizzato che è il nostro scambio matrimoniale. Tu puoi sposare chi vuoi, ad eccezione di tua madre e di tua sorella. Il cosiddetto tabù dell'incesto. Tenete conto che tutte le società hanno il tabù dell'incesto, ma non tutte le società, come dicevo prima, conoscono il ruolo maschile nella fecondazione o conoscono tutti i meccanismi fisiologici della filiazione. Quindi questo tabù dell'incesto si spiega con uno scambio generalizzato delle donne. Lévi-Strauss dice: possono essere anche gli uomini ad essere scambiati, in verità però sono le donne. Qual è il motivo? Beh, è semplice. Il motivo è che le donne partoriscono, le donne sono le padrone della filiazione, diremmo sono le padroni naturali della filiazione. Questo comporta grandi problemi nelle società, perché si pone, come dire, l'interrogativo non solo di chi è mio figlio, ma soprattutto come io controllo questo potere straordinario della filiazione che hanno le donne. Io maschio come controllo tutto questo. Perché? Perché se questo è il fondamento del legame sociale ed è il fondamento delle genealogie, le donne diventerebbero padroni del sistema sociale totale, sia nella loro sincronia nella scelta matrimoniale, sia nella scelta della filiazione. E quindi si pone un problema per i maschi di controllo della filiazione, o almeno così esso viene dominato, così viene generalizzato e così viene concepito. Il matrimonio quindi è universale, anche se non è ovviamente monogamico, e non coincide con lo scambio sessuale. Attenzione, non lasciamoci ingannare dalla nostra struttura matrimoniale che regolamenta anche lo scambio sessuale, soprattutto nella religione cristiana, anche all'interno dello scambio matrimoniale. La filiazione biologica è sicuramente materna, la filiazione sociologica può essere paterna, materna, patrilineare, matrilineare, andare ad abitare presso il padre, andare ad abitare verso la madre. L'autorità maschile non sempre è il padre, o almeno chi è ritenuto essere il padre naturale, ma spesso società, per esempio, le girano le società matrilineari, di solito l'autorità paterna nei confronti del bambino viene esercitata dallo zio materno. Quindi vuol dire che abbiamo una differenziazione di formule di controllo della filiazione e una differenziazione delle strutture autoritative. Come viene perpetrato questo sistema? Come si passa nelle società dalla appartenenza ascrittiva data dalla natura alla scelta del genere? Beh, di solito non sono gli individui nelle società a scegliere, ma sono le società ad imporle. La nostra è una delle poche società che permette la libertà di scelta delle appartenenze elettive. Di solito le appartenenze ascrittive dalla natura vengono sancite nei riti iniziatici che stabiliscono la sessualità degli adolescenti secondo dettami culturali predeterminati. Vi faccio notare che i riti iniziatici sono maschili e femminili in alcune società, in alcune altre società sono solo maschili e quindi sono interdetti alle donne, e non esiste nessuna società al mondo che ha riti iniziali solamente femminili. Quindi vuol dire che anche all'interno della ritualità delle appartenenze che fissano le appartenenze sociali c'è una discriminazione di tipo sessuale. Quindi l'autorità maschile deriva dal fatto, in molte società, che le donne non iniziate vengono assimilate ai bambini, gli uomini invece diventano
gli adulti frequentano la casa degli anziani, esercitano, virgolette, il potere politico, oltre che parentale, su tutto il sistema sociale. All'interno delle società maschiocentriche si strutturano anche società, come dire, in cui la gerarchia maschiocentrica viene accentuata dall'età, ma questo è tutto un altro problema. Per dirla nei termini di Lévi-Strauss, insomma, lo scambio matrimoniale viene regolato dallo scambio delle donne e quindi in qualche modo controllato dai maschi. C'è un antropologo francese che si chiama Maurice Godelier, di ispirazione marxista, che è andato contro l'universalismo del determinismo economico e ha detto: più che studiare le modalità culturali di produzione, occorre studiare le modalità strutturali delle culture di riproduzione, nel senso che la parentela è qualcosa che condiziona di più le differenziazioni e le gerarchie sociali, persino di più della vulgata marxista tradizionale dell'economia. Quindi il mercato, per usare una metafora economica dello scambio, viene governato prima del mercato dei beni. Evidentemente, per continuare con la metafora del mercato, questo struttura tutto un sistema simbolico e di pensiero che Patrizia ha illustrato la volta scorsa e su cui io non vorrei tornare. Certo è che la parentela quindi regola i beni più preziosi di una società, perché governa le relazioni sincroniche. Io posso sposare quello e quindi creo delle alleanze all'interno del sistema sociale e poi creo delle gerarchie anche per quanto riguarda il proseguimento, la sopravvivenza del sistema sociale che avviene tramite la filiazione. Diciamo allora che questo scambio si impernia sul valore della donna come virgolette oggetto di scambio, come valore di scambio, sia in quanto trade union dei sistemi matrimoniali, sia come padrona della filiazione. Quando questo incida sul sistema sociale, forse i giuristi alla Valeria lo possono dire molto più di me. Io non riesco a pensare alle violenze familiari oggi nei confronti delle donne senza pensare alla struttura della famiglia, e non a caso la maggioranza delle violenze avvengono all'interno della struttura della famiglia e spesso le donne vengono violentate insieme o ammazzate insieme ai figli, quindi non riesco a pensare ai problemi posti dalla procreazione medicalmente assistita che non riporti al nocciolo il problema del controllo della filiazione. Non riesco a pensare alla libertà femminile dell'aborto che, come dire, provoca molto il disagio esistenziale e psicologico dei maschietti, perché insomma in qualche modo gli è sottratto il controllo della filiazione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il problema di come questo si ripercuote sul nostro sistema sociale credo che sia sotto gli occhi di tutti. Non credo che ci possa eliminare la violenza sulle donne senza prendere atto di questo valore strutturale che loro hanno nello scambio matrimoniale. Non a caso le vendette avvengono sempre quando le donne prendono libertà di scelta in questa loro appartenenza. Risvolto critico-antropologico da sguardo da lontano. Patrizia la volta scorsa ha giocato giustamente sul gioco delle inversioni delle gerarchie date da queste dicotomie culturali, maschio-femmina, maschile-femminile, eccetera. A questo riguardo devo citare una grande antropologa morta da poco che si chiama la Françoise Héritier, che ha scritto sul maschile e sul femminile e soprattutto ha fatto seminari sulla violenza, cercando di inquadrare le parentele delle società complesse all'interno di questo discorso, dato antropologico che spesso viene trascurato. E vorrei indicare anche una prospettiva, nella misura in cui i maschietti
ai maschietti è permesso farlo e nella misura in cui sono capaci di farlo. Perché questa prospettiva? Beh, perché credo che dobbiamo uscire da queste dicotomie, altrimenti come dire, non riusciamo a sovvertire le gerarchie culturali che su queste dicotomie si fondano, a volte rivendicandone la naturalità. Ecco il sospetto. Dobbiamo sempre avere il sospetto di qualcuno che dice ma questo è naturale, perché allora vuol dire che è immutabile. E diventa arbitrario e diventa, come dire, in qualche modo egemonico. Qual è questa prospettiva? È quella che io chiamo antropologia della compatibilità, cioè occorre allargare il campo e rendere compatibili le differenze, in cui, come dire, il mercato dello scambio sia ambivalente. In che cosa consiste questo pensiero della compatibilità? Beh, nella fine delle gerarchie teoriche, fondate sulla natura, fondato sulla volontà di Dio, fondato sull'ontologia dell'essere, chi più ne ha più ne metta. Perché le ortodossie impongono sempre delle strutture derivative delle norme. E invece occorre ribaltare il problema e anteporre il sistema delle norme di convivenza al problema dei valori. Cioè, invece di partire da un'ortodossia dei principi, occorre partire dall'ortopratica dei comportamenti. I valori segnano sempre differenze, producono sempre sauvagerie, no? Se uno è puro c'è sempre qualcuno che è più puro di lui, se l'altro rivendica un valore, come dire, consustanziale, c'è sempre qualcuno che si pone al di sopra, cioè i valori creano gerarchie. Allora cominciamo a reinventare una struttura di valori che partono dalle convivenze delle differenze. Fine della nostalgia dei valori naturali, ben più ancora di quelli soprannaturali, e cominciamo a lavorare sull'arbitrarietà e sulla convenzionalità normativa del diritto. Guardate, il diritto ha nelle scienze umane una capacità scientifica che le altre discipline umanistiche non hanno, e cioè hanno la capacità inclusiva del diverso, che permette la generalizzazione della norma. Questo è valido soprattutto a livello matrimoniale. Noi l'abbiamo visto, appena abbiamo inglobato la possibilità nel nostro sistema di avere il divorzio, sono cambiati tutto un sistema di valori. Per esempio, che so, il valore della convivenza è cambiato il valore dell'amore, sono cambiate tante cose. Cioè, quando andiamo ad incidere sull'assetto normativo di un sistema sociale, le dinamiche dei valori derivano per conseguenza. Cioè il diritto riesce, quando qualcosa non funziona, e questo è vero anche nella parentela, se io dico a qualcuno tu devi sposare la tua cugina incrociata matrilaterale e poi io questa cugina non ce l'ho, beh, due sono le cose: o sposo un'altra persona e da quel momento, come fanno le società tradizionali, dico beh, da questo momento in poi è pure mia cugina, oppure cambio la norma. Ecco, il diritto, che tende ad allargarsi, come dire, cambia sempre la norma. Le società che mutano, cambiano le norme. Per fare cosa? Beh, per includere casi fino allora imprevisti. È lo stesso processo generalizzante che c'ha la scienza. La scienza non può dire è sbagliato questo e quindi, ma deve dire devo riformulare la norma. Ecco, il diritto ha questa capacità di generalizzazione che è tipica della scienza, che impedisce alle gerarchie di diventare trappole etnocentriche e inevitabilmente maschiliste. Quindi il pensiero della compatibilità pone un problema della priorità dell'etica e del diritto sulla filosofia e sui valori ontologici. E, come dire, la parte umanistica più generalizzante che si oppone a un umanesimo che si fondava sui vecchi universali, no?
non voglio adesso fare lezione ai miei colleghi di diritto, ma c'è stata molta filosofia del diritto che si è fondata sugli universali, no? Invece il common law, per esempio, tende di più alla generalizzazione, ma è un campo in cui io non voglio entrare. Quello che mi interessa è mostrare che un meccanismo di generalizzazione inclusiva fa due cose. Costringe alla convivenza i diversi e allarga le norme di generalizzazione. Lo spiego con un esempio banalissimo che ci viene per esempio dal contatto con l'Islam. Tutti noi sappiamo che nell'Islam è possibile la poliginia, cioè un maschietto può sposare più donne, può avere 4 mogli, laddove l'inverso non è possibile. Da noi, come sapete benissimo, questo non è possibile, ma esiste l'unicità della scelta del partner e poi la possibilità del divorzio. Immaginate se noi dovessimo mettere insieme questi due sistemi giuridici, dovremmo cambiare tutto il sistema normativo e generalizzare la regola. Voi direte, ma come facciamo a farlo se il diritto musulmano prevede un antifemminismo di principio, cioè provate a rendere reciproco anche quello e allora ci dovremmo porre il problema che anche le donne possono avere fino a 4 mariti e questo cambia tutto quanto il sistema. Se poi scegliamo una regola generalizzante che ognuno sceglie di fare come gli pare, voi capite che il sistema normativo si allarga a dismisura, ma diventa certamente più inclusivo nella realtà. E conseguenza antropologica molto importante, con questo chiudo, allarga gli orizzonti dell'immaginario, del possibile e del pensabile. Cioè quando noi generalizziamo le regole e includiamo più differenze, non solo rendiamo più ricco il reale, ma rendiamo più ricca la nostra immaginazione, cioè uniamo più possibili e pensabili culturalmente, li facciamo interagire e l'immaginario si moltiplica. Ecco, questo dell'Islam è un esempio pratico di conciliazione di diversi che ci obbliga a ripensare i sistemi normativi e ci obbliga ad allargare la nostra immaginazione. Insomma, il pensiero della compatibilità si fonda sulla generalizzazione normativa in cui si inseriscono nuovi diritti, cioè man mano che cresciamo nei diritti sociali, nei diritti personali, e chi più ne ha più ne metta, più siamo costretti ad allargare l'immaginario normativo. Questo allargamento produce a sua volta effetti sulla realtà sociale e su quello che noi pensiamo possibile, cioè aumenta anche la nostra capacità di immaginazione che va dalla letteratura alle scienze umane. Cosa vuol dire questo? Significa uscire nella misura in cui inseriamo nuovi diritti, e qui i diritti delle donne sono stata una vera rivoluzione antropologica, siamo costretti ad uscire dall'ordinario della norma e dall'ordinario del pensiero che noi riteniamo insuperabile. Come chiamare questo discorso? Io a questo punto vi faccio vedere questo libro che è un libro di Azar Nafisi, che è una grande intellettuale, a mio avviso, che si occupa di letterature comparate e ha lavorato molto sull'immaginario femminile delle donne musulmane, scrivendo quel libro bellissimo che si chiama Leggere Lolita a Teheran. In un altro libro che lei chiama La Repubblica dell'immaginazione scrive, chiudo con lei perché essendo donna è molto più autorizzata di me a condurre una discussione di questo tipo. Una terra senza frontiere e con poche restrizioni che ho battezzato Repubblica dell'immaginazione. Per me in qualche modo e in qualche luogo, come disse Nabokov, è il giardino di Alice, un mondo parallelo a quello reale, i cui abitanti non hanno bisogno né di passaporto né di documenti. Gli unici requisiti per l'ingresso sono una mente aperta, un incessante desiderio di conoscere
e un indefinibile bisogno di fuggire dall'ordinario. Da quale ordinario dobbiamo uscire? Beh, dall'ordinario delle norme attuali, evidentemente, e dall'ordinario delle nostre categorie di pensiero che ci tengono prigionieri. Noi uomini, poi soprattutto noi antropologi che, come dire, andiamo cercando cosette che caratterizzano le possibilità di uguaglianza, oggi possiamo solo chiedere alle donne di aiutarci ad uscire da questo mondo ordinario, per diventare cittadini di una nuova Repubblica dell'immaginazione. Vi ringrazio. Grazie infinite. Ecco, non so se Valeria ha qualche riflessione da condividere. Beh, intanto grazie Nicola, davvero, e poi questo collegamento e questa evocazione costante del diritto chiama subito in gioco me, Francesco, quindi credo che entrambi possiamo fare delle considerazioni. Diciamo che volevo soltanto fare una puntualizzazione, insomma, sulla prospettiva che hai dato. Sì, il ruolo del diritto come ruolo fondamentale per questa capacità di generalizzare. Naturalmente il diritto è anche capace di reprimere, di ingabbiare, no? Quindi è il doppio aspetto del diritto. Tant'è che proprio su alcuni profili a cui facevi cenno voglio evidenziare che a volte il diritto segue il cambiamento che si è già sviluppato e maturato nella società. Quindi una legge finalmente viene promulgata perché era attesa, perché le persone vivevano già dentro di sé il cambiamento e si aspettavano che a questo punto ci fosse un cambiamento calato dall'alto, quindi strutturato, quindi con una legislazione che effettivamente rispondesse alle esigenze. A volte è il contrario. Cioè a volte noi abbiamo casi in cui il legislatore è stato più avanti e ha aperto al cambiamento e poi le persone hanno adattato i loro comportamenti al cambiamento. Quindi effettivamente è uno scambio reciproco e non sempre si può dire se è nato prima l'uovo o la gallina, perché da un lato c'è un processo appunto calato dall'alto e quindi dipende chi è che governa e come lo cala dall'altro. Altre volte invece abbiamo, se vogliamo, un ritardo, un'ottusità, una lentezza nel Parlamento, nel governo, insomma, dei produttori delle norme rispetto a una società che è già cambiata. Quindi questa è solo una considerazione che volevo fare. Ti lascio la parola, Francesco. E se ci sono domande, ovviamente fatele al professor Gasbarro. Sì, volevo proprio riallacciarmi a quest'ultima tua considerazione, perché di recente abbiamo assistito varie volte a questi moniti della Corte Costituzionale, cioè ci sono casi che arrivano alla Corte Costituzionale che segnalano il bisogno di un allineamento della legislazione rispetto alla società che cambia, il legislatore nulla fa a questo riguardo e la Corte Costituzionale è costretta a dirgli beh, sveglia perché le cose così non vanno bene. Ecco, io intanto ringrazio Nicola Gasbarro per queste sue sollecitazioni ogni volta che leggo, ascolto gli antropologi e soprattutto gli antropologi culturali, cioè veramente riescono a darmi uno sguardo su problemi che noi come giuristi ci affrontiamo di giorno in giorno, che è totalmente altro, e proprio perché è totalmente altro ci fa intravedere delle prospettive fino a quel momento inimmaginabili. Mentre ascoltavo la relazione mi veniva in mente questa quale ricaduta avesse rispetto alla situazione attuale delle coppie formate da persone dello stesso sesso che sono escluse dal matrimonio, perché ci hai detto a un certo punto questa natura universalizzante del diritto al matrimonio, e tanto è vero che anche la Convenzione Europea dei Diritti Umani lo sancisce come un diritto. Tu puoi sposare chi vuoi, in questo senso universalizzante. Mi hai fatto ricordare quello scambio durante un'udienza
per il riconoscimento del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, in cui un avvocato dello Stato si rivolge a me dicendo: ma io non capisco di quale discriminazione voi vi lamentate, dal momento che voi potete sposare chi vi pare, purché sia una donna. Era una coppia di uomini in quel caso, no? E era surreale, tanto che io mi girai verso il collegio, guardai il presidente, semplicemente strinsi le spalle perché dico non devo aggiungere niente perché si è autocommentato, insomma. Ecco, in questo momento noi ci troviamo a gestire questo cambiamento anche normativo con le unioni civili, però non è un matrimonio. E la dimostrazione ultima, cioè uno degli argomenti che a questo punto utilizzerò, è un passaggio della tua relazione quando ci dici che il matrimonio serve a creare legami sociali, serve a stabilire delle alleanze che siano aperte a un certo numero di persone. Tu giustamente hai fatto riferimento agli affini. Ecco, le unioni civili non consentono che nasca il legame di affinità tra uno dei partner e i parenti dell'altro. Questo, tra gli altri, è una delle dimostrazioni di quanta distanza ci sia tra le unioni civili e il matrimonio, che marcano una differenza. Quindi apparentemente, come dire, includono, ma di fatto continuano a riproporre una gerarchizzazione tra persone eterosessuali e persone omosessuali. Ecco, non è una domanda vera e propria, ma una sollecitazione magari a dirci dal tuo punto di vista se e quanto oggi noi possiamo ancora parlare di matrimonio come diritto universale di fronte a, come dire, un'evidenza come quella a cui ho fatto cenno finora. No, allora, comincio con Valeria. È verissimo, guarda Valeria, che il problema che tu accennavi vale anche nelle società primitive sulle tematiche del matrimonio. Esempio banale: se io vivo in una società in cui mi si dice tu devi sposare per forza la figlia di tuo zio materno, e io quella non ce l'ho perché non gli è nata al mio zio materno, come faccio? Allora, due sono i sistemi possibili. Uno è che me ne sposo un'altra e da quel momento la società mi dice, per non cambiare la norma, quella diventa pure la tua cugina materna, la tua cugina matrilaterale. Oppure un'altra società dice, beh no, conviene più cambiare la norma, è più economico. Quando è la prima reazione è una reazione di conservazione e di autorità normativa che si impone sulla vita. Nella seconda è la vita che si impone sulla norma, no? La vita sociale. Perché quando è che scatta la seconda? Levi-Strauss dice che la prima sono tipiche delle società che durano, le seconde sono scelte tipiche delle società che cambiano. Però c'è un processo in cui anche le società che durano sono costrette a diventare società che cambiano, quando le eccezioni, cioè ci sono molti zii materni che non hanno figlie. Allora è molto più economico, tra virgolette, cambiare la norma. Anzi, cosa sono queste più eccezioni? Beh, è quell'emergenza sociale di cui parlavi tu, cioè quando più c'è una pressione sociale di convivenza di diversi, più tu sei costretto a cambiare la norma. Questo mi permette di rispondere in termini di strutture di parentela ad una domanda del diritto di cui faceva cenno prima Francesco. Attenzione che il problema è che fino a quando noi non risolviamo anche il problema della filiazione delle coppie omosessuali, non lo chiamano matrimonio. Il nodo è che un matrimonio deve permettere la filiazione sociale e i rapporti tra, come dire, coetanei, chiamiamoli così, tra appartenenti alla stessa generazione. Qual è il rifiuto? Beh, di solito è, beh, ma un uomo non può fare figli, eccolo il nocciolo, no?
allora noi dobbiamo dire, guardate che la filiazione è un processo indipendente dalla filiazione. La filiazione sociale di cui la società hanno bisogno è indipendente dalla filiazione biologica. Tutto questo comporta una nuova coscienza anche delle donne sul sistema generale della filiazione. Ecco perché io parlavo di compatibilità. Cioè, senza l'interazione dei due fenomeni noi non ne usciamo. Ma questo è un altro caso di scuola, insieme a quello dell'Islam che facevo prima. Un altro caso di scuola può essere quella della filiazione medicalmente assistita, ma ci vuole, non ci vuole il consenso paterno. Cioè, tutte questioni nuove. Nella misura in cui queste questioni nuove emergono e diventano diffuse nel sistema sociale, non possono che fare pressione nei confronti di quel giudice che si comporta come quel signore che dice, beh, mo ti sposi quest'altra, però, come dire, diventa pure tua cugina incrociata matrilaterale. Ecco, quel giudice sta da quella parte là. Tutti noi, spero, stiamo da quest'altra parte. Allora, sapete qual è il bello del diritto? È che quando rende compatibili non obbliga nessuno a fare quella scelta. E questa è la grande differenza con i sistemi normativi. Cioè, se io ti dico tu puoi sposare tua cugina matrilaterale, però puoi anche non farlo, è molto di più che dire tu lo devi fare, no? E questa è la grande differenza, no? Quando antropologicamente, senza opzioni di carattere ideologico, io dovevo spiegare agli studenti qual è la differenza tra il matrimonio civile e il matrimonio religioso. Beh, dicevo, la differenza sostanziale è che il matrimonio religioso, come nella nostra legislazione, si vuole imporre al civile, ma non permette che il civile si imponga al religioso. È tipica di una mentalità gerarchica, non a caso il matrimonio ecclesiastico viene trascritto a livello civile, però quello civile non viene mai trascritto a livello religioso. Ecco la vecchia gerarchia. Nella misura in cui noi li vogliamo rendere compatibili questi due, ma è chiaro che il potere della Chiesa dice no, non si può fare, perché perde una prerogativa di superiorità. La stessa cosa vale per il rapporto maschio-femmina e omosessualità. Non so se ho risposto, ma antropologicamente questa è la struttura. C'è una considerazione che fa Alessandra Missana in chat. Io non so se Alessandra vuole prendere la parola, altrimenti leggo quello che ha scritto in chat. No, grazie, fai tu Francesco, grazie mille. Va bene, allora leggo il suo messaggio. Ringrazio di cuore per questa splendida lezione. Mi viene spontaneo pensare alla cecità di alcuni politici che a volte hanno una loro visione di società basata sull'assenza di sostrato culturale e conoscenze specifiche, visione spesso strumentale che non tiene conto della necessità di includere. Lezioni così dovrebbero arrivare anche a loro per evitare decisioni fuori tempo, fuori realtà e che possono creare drammi sociali. Ecco, intanto grazie ad Alessandra per questa considerazione e ricordo che questo è anche un'attività di trasferimento della conoscenza che noi facciamo come Comitato Unico di Garanzia e quindi la possibilità poi di visionare questi nostri incontri anche attraverso Play Unihood speriamo che riesca a raggiungere l'obiettivo che ci indica Alessandra, cioè di far arrivare queste riflessioni, questi pensieri, oltre diciamo l'ambito nostro, più della nostra comunità accademica. Ecco, io non so se Nicola vuole commentare questo messaggio di Alessandra. Una sola cosa velocissima a livello antropologico. È conservatore in una società ognuno che dice che una cosa è naturale. È progressista ognuno che dice che questa cosa naturale non esiste. È facile il richiamo ad ogni differenziazione, che sia di suolo, che sia di sangue, che sia di sesso, che sia di lingua, che sia di religione. Se uno ritiene una differenza invalicabile, si è già collocato nel sistema conservativo. Rifiuta la Repubblica dell'immaginazione. Quindi, quando parlano i politici, noi ci dobbiamo chiedere non se lui ha ragione o ha torto, ma se può stare nella nostra Repubblica dell'immaginazione. Se non ci può stare, non lo votiamo più. Grazie Nicola. Ci sono altre considerazioni?
Mi pare di no. Io un'ultima cosa veloce, ecco, a un certo punto tu ci hai detto che dovremmo abbandonare, o almeno così io l'ho capito, ma vorrei un chiarimento in proposito, un sistema di valori come premessa del ragionamento poi per l'individuazione delle regole della convivenza. Se io penso a come è scritta la nostra Costituzione incorpora una serie di scelte valoriali e alcune francamente del tutto condivisibili, come per esempio quello di fondare le nostre relazioni collettive sul principio d'uguaglianza, tanto per dirne una. Ecco, vorrei capire meglio quindi che rapporto ci dovrebbe essere, dato che noi lo viviamo nel diritto positivo in qualche modo, no? Cioè una scelta preventiva di valori e quindi di obiettivi da raggiungere attraverso poi delle regole di comportamento che affidiamo, la cui individuazione affidiamo al legislatore e agli altri organi che hanno competenze normative. Ma guarda, bellissima la citazione della Costituzione. Dico, ogni Costituzione si basa sull'uguaglianza e quindi sull'inclusione. Non a caso la Costituzione dice esplicitamente di abbandonare tutte le appartenenze ascritte, senza distinzioni di sesso, colore della pelle, sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io dico che il presupposto della convivenza che permette valori è la negazione delle appartenenze ascritte, o meglio, una democrazia si fonda sulla trasformazione delle appartenenze ascritte in appartenenze elettive. Se noi facciamo questo, ogni valore che deriva da appartenenze elettive va benissimo, perché non può che essere inclusivo. Ogni valore gerarchico che deriva da appartenenze ascritte, virgolette, che facciamo risalire alla natura, ecco perché uguaglianze culturali e differenze naturali, implica una differenza ed una gerarchia. E quel sistema di valori gerarchico di cui parlavo io, di quei valori là, soprannaturale, naturale, eccetera, eccetera, ontologico, normativo, veritativo, normativo. No, normativo, veritativo. Perché? Perché il normativo mi include e il veritativo mi esclude. Capito. Non solo condivido perfettamente, ma mi richiami alla memoria anche una cosa che più volte Rodotà ha scritto in vari suoi volumi, quando riferendosi alla funzione del diritto dice: il diritto dovrebbe creare semplicemente il contesto all'interno del quale una persona liberamente autodeterminandosi possa poi costruire relazioni e fare scelte giuridicamente rilevanti. Guarda che le appartenenze elettive sono il diritto di avere diritti, per dirla alla Rodotà. Assolutamente. Bene. E io direi che su questa citazione, che è anche insomma la citazione di un mio maestro, io chiuderei l'incontro di oggi ringraziando veramente tantissimo di cuore Nicola Gasbarro per quello che ci ha detto, tutte voi e tutti voi per averci seguito ancora una volta numerosi, e vi do appuntamento a questo punto al 9 di aprile, quando parleremo di le mutilazioni genitali femminili oggi con Lorenza Driul, che è professoressa associata di ginecologia e ostetricia e direttrice della clinica ostetrica e ginecologica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Quindi di nuovo un grazie a tutte e a tutti. Grazie, ciao a tutti, grazie. Grazie, ciao Nicola. Ciao.